Si tratta di un progetto ideato e finanziato dall'Unione Europea, a cui possono accedere i comuni in forma organizzata e che abbiamo inteso promuovere e coordinare insieme a tutti gli altri comuni contermini a Pederobba, Cornuda, appunto, a valle, Cavaso e Possagno. Con questa logica di condivisione vogliamo arrivare alla risoluzione di un problema che purtroppo anche in queste settimane ha avuto gli esiti che ha avuto anche nel nostro comune. Sinceramente è nato tutto quasi con una semplicità direi estrema, perché quando ci siamo sentiti con Pederobba, con Monfumo e con Cornuda per valutare un progetto di valorizzazione di un territorio e quindi di tutela ambientale, tutela di tutta un'area idromorfologica comune, non abbiamo esitato un secondo, abbiamo cominciato a ragionare assieme perché l'obiettivo è comune per tutti. Il comune di Cavaso e il comune di Possagno sono in area più fortunata rispetto alla parte più bassa perché geograficamente e morfologicamente l'acqua corre dall'alto al basso, però dobbiamo ragionare come area e la nostra volontà è proprio quella di risolvere i problemi assieme. I prossimi step: entro settembre dovrà essere presentato il progetto, entro fine settembre perché c'è stata la proroga per il Covid, dovrà essere presentato il progetto all'Unione Europea. Entro febbraio-marzo dovremo avere l'esito della votazione da parte dell'Unione Europea, ma i parametri che abbiamo sono abbastanza favorevoli, riteniamo di avere forti possibilità di portare a casa un contributo a fondo perduto che va dal 55 al 65%, che per noi è essenziale per tutelare tutta la nostra area. Cornuda vuole essere presente in prima linea e soprattutto lavorare in sinergia con i comuni contermini, in questo caso in particolar modo Pederobba, Cavaso e Possagno, perché si tratta di tematiche comuni, quelle del dissesto idrogeologico, che vogliamo trattare però sotto una luce diversa, quella del rispetto, della salvaguardia dell'ambiente e interventi ecocompatibili e ecosostenibili. In quest'ottica il Life Adapt si sposa perfettamente con le nostre esigenze. I problemi naturali e le bombe climatiche sono all'occhio di tutti, quindi sono un problema veramente che dobbiamo affrontare e a cui dobbiamo dare risposta. Le comunità ci chiedono sicurezza per quanto riguarda l'ambiente e anche tutela dell'ambiente, quindi quello che dobbiamo fare, che cerchiamo di fare, è quello in primis di tutelare l'ambiente, di salvaguardarlo e di anche salvaguardare le vite delle persone che vivono nelle comunità, e quindi tutto quello che è la prevenzione di quelli che sono gli eventuali pericoli su un ambiente come il nostro, che comunque dal nostro punto di vista, nel senso di Possagno, è un ambiente, noi siamo all'inizio della valle, quindi che non offre, non ha grosse problematiche, però scarichiamo l'acqua in altre circostanze, in altri territori che sono comunque limitrofi e fanno parte dello stesso territorio. Quindi è corretto che ci sia una visione organica di tutto per tutelare l'ambiente e tutto il resto.